I Conti d'Arco sono una famiglia europea, oltre al ramo mantovano, che si insedia appunto nella prima metà del Settecento con il matrimonio con l'ultima discendente della famiglia Chieppio. Vi sono altri rami invece che si erano già costituiti in Europa, in particolar modo in Germania, in Baviera e in Austria. Oggi con il progetto della giornata dedicata appunto alla birra Graf Arco, Conti d'Arco, ricostituiamo e riavviciniamo un po' l'idea di una famiglia che dialogava molto più frequentemente in un tempo in cui non c'erano suddivisioni politiche come le attuali. La birra Arco arriva in Italia per la prima volta, verrà assaggiata naturalmente durante tutta questa giornata, dal pomeriggio fino in tarda serata. Sarà un'anticipazione della Oktoberfest tipica bavarese, ma anche l'occasione appunto di raccogliere fondi per completare il restauro della Sala Ofer, la camera che il Palazzo quest'anno ha candidato a subire durante la pausa della chiusura e dell'apertura museale un restauro direi significativo e importante. Quindi grazie ai Conti d'Arco Vallai, che sono appunto il ramo esistente in Baviera, uno dei due rami esistenti in Baviera, grazie alla birra Conti d'Arco, Graf Arco, e grazie a tutti voi che sentite, visitate e ormai riuscite a percepire il significato e il valore di questo splendido luogo. Siamo nel 1776 quando viene realizzato questo magnifico esemplare dedicato a Martin Asker Brockmann, quindi abbiamo anche il nome del committente, non c'è lo stemma della casata, ma doveva essere sicuramente un personaggio di grande autorevolezza e di anche direi come dire, formazione piuttosto acuta, profonda, perché la scena che è rappresentata intorno al boccale, basta scorgere anche velocemente, ci si rende conto subito, si tratta di una scena mitologica. Abbiamo visitato alcune sale del palazzo dove gentilmente alcuni collezionisti mantovani ci hanno prestato tankards, quindi boccali per la birra. La Sala Rossa ci ha condotto direttamente a Londra con il tankard prestato da Tosoni Gioielli, un tankard di manifattura inglese, ottocentesco, vittoriano. Poi siamo andati diretti nella sala dedicata ad Andreas Hofer e poi per concludere siamo approdati in Baviera, a Monaco, dove la stessa birra dei Conti d'Arco continua dal 1816 ad essere prodotta nel loro castello e ovviamente nel loro birrificio. Siamo poi, come dire, stati in qualche modo affascinati da tutti i colori e le decorazioni sacre e profane dei tankard in ceramica di fine Ottocento, inizi Novecento, che sono quelli forse che meglio conosciamo perché abituati a vedere ancora oggi nelle grandi tavole delle feste bavaresi. Our company, Graf Arco, is a beer producing company in Bavaria, and we have 100 employees. We do a lot for our region. We give them work. They can earn money, and that's why they have fantastic houses. We have a beautiful region. We have happy people, and that's our job. We have about 24 different kinds of beer. We produce the classical kinds of beer. It is lager beer or wheat beer and all the ranges in between. And which is very important, our commodities come from the region, so we have very short distances to drive with our trucks. It is a great honor to be here in Mantua. I'm a direct relative of the Marchesa d'Arco, so we can present our beer to the people of Mantua and the region of Mantua.